Seconda corsa ancora per 3 anni sulla distanza del miglio. Qui due i ritiri fra Danilo Pax e Fedra Pax, restano in 8, 1 Forever Jal, 2 Facsimile, 3 Freeloader Cis, 5 Frisia Femar, seconda linea 7 Fisico GF, 8 Frank Mann, 9 Falcon Baldone, 10 Falina STT. Pronostico che vede Forever Gialle e Frisia Femar più giocati, numeri 1 e 5. Macchina che accelera in lotta, Freeloader e Frisia Femar che si contendono il comando, seguiti più indietro da Forever Gial, mentre è rimasto attardato subito Frank Bunn sulla piegata, insiste al largo, attacca nuovamente Frisia Femar, numero 8 prova Frank ad Bunn opporsi squalificato. Freeloader Cisma, passa infine e guida quindi Frisia Femar dopo i primi 300 metri di gara, prende vantaggio, 3 lunghezze abbondanti ora al completamento dei 400 che percorre in 31 netti. Seconda posizione per Freeloader Cis, in terza è sempre Forever Jal, poi gli altri a seguire condotti da Facsimile. Tutti in fila indiana dopo i primi 600 metri di gara, continua a guidare largamente. L'allievo di Roberto Vecchione, Frisia Femar, che percorre i primi 800 metri di gara in 1.3.7. Seconda posizione sempre per Freeloader Cis, poi Forever Gialla, ancora Facsimile, ma non cambia nulla, sono tutti in fila indiana. Alle spalle della battistrada che continua a guidare liberamente, completa 1 chilometro in 1.19.3 e ora dalla terza posizione muove Forever Gial, sono i due più attesi. Al comando Frisia Femar, all'inseguimento ora Forever Gial, mentre sbotta di galoppo Freeloader Cis squalificato. E siamo sulla curva finale con Forever Gial che insiste nella sua progressione e avvicina Frisia Femar all'ingresso in retta d'arrivo. Duello fra i due più attesi con Frisia Femar che si difende ma attacca nuovamente Forever Gial nel finale. Forever Gial mette in campo maggiori energie, passa sul traguardo, terzo posto più indietro per Falcon Baldone. 1.18.1 ragguaglio conclusivo, 39 a chiudere, la vittoria per Forever Gial e VP dell'Annunziata, duello serrato in addirittura d'arrivo. Andiamo a rivedere con Forever Gial che guadagna metro su metro, centimetro su centimetro sul traguardo, mette la testa davanti all'avversario e passa anche abbastanza nettamente, mentre per il terzo è il numero 9 Falcon Baldone che emerge nettamente sul resto dei concorrenti. Forever Gial VP dell'Annunziata per conto di Filippo Rocca e della scuderia Sant'Eusebio.